69enne bellunese travolta e uccisa da una jeep mentre attraversava la strada con un'amica a Vittorio Veneto. Alla guida del mezzo un 42enne risultato ubriaco è stato arrestato. Scuote Padova, l'incredibile aggressione ai danni di un insegnante in auto all'ora di pranzo, bloccato e derubato da malviventi armati di mazza. Operazione della stradale di Verona, Milano e Bergamo, bloccata una banda specializzata nei furti all'interno dei camion parcheggiati nelle aree di sosta. 7 arresti. Maltempo, primo atto da commissario per il governatore Zaia, nominata la squadra dei 12 tecnici soggetti attuatori. Intanto Rocca Pietro è prima stima dei danni, 107 milioni di euro. Prosecco, già dal prossimo anno potrebbe esserci lo stop definitivo a nuove aree per la coltivazione, a confermarlo il presidente del consorzio Prosecco Doc. Via Vallenaria Mestre del casetto del villaggio Sinti verso l'abbattimento, la decisione a 9 anni dall'insediamento che creò un ghetto. Il Centro Internazionale di Studi sull'Economia Turistica di Ca' Foscari inaugura le sue attività al campus di Treviso, all'interno di spazi completamente rinnovati. Telespettatori di Antena 3, buongiorno, ben trovati. La prima edizione dei nostri telegiornali si apre con la cronaca, e la cronaca di un'ennesima tragedia della strada, quella consumatasi ieri poco dopo le 21 a Vittorio Veneto. 2 amiche che attraversano la strada e vengono travolte, falciate da un'auto. Una di queste purtroppo muore e alla guida dell'auto si scopre esserci un 42enne positivo all'alcol test e quindi viene arrestato. Investe 2 donne, una muore, l'altra è rimasta ferita, era ubriaco alla guida. 46enne di Vittorio Veneto agli arresti domiciliari per omicidio stradale e lesioni personali. L'incidente ieri sera, poco prima delle 21, doveva essere una serata da trascorrere in compagnia con gli amici al ristorante, si è trasformata in tragedia. Letizia Sperti, 69 anni, di Fara dal Pago, è stata travolta da un'auto mentre a braccetto con un'amica stava attraversando la strada davanti alla trattoria Al Sole in via Rizzera, Vittorio Veneto. L'impatto è stato violento e non ha lasciato scampo alla donna, ferita l'amica 61enne, anch'ella dell'Alpago. Soccorsa dal personale del 118, è stata ricoverata all'ospedale di Conegliano. Sul posto, per accertare l'esatta dinamica della tragedia, i carabinieri di Vittorio Veneto, che hanno sottoposto il conducente all'alcol test, aveva una quantità di alcol pari a 1,60 mg per litro, oltre il triplo del massimo consentito. È stato quindi arrestato e posto ai domiciliari. E adesso l'incredibile aggressione con rapina subita da un insegnante a Padova all'ora di pranzo, con dei banditi armati di mazza che lo bloccano mentre sta guidando, sfondano il parabrezza e lo derubano di tutto quello che ha. Padova scossa da questo ennesimo episodio di violenza. Era diretto dal meccanico per il tagliando dell'auto. Verso le 13 di ieri un 61enne insegnante in pensione, residente a Limena, ha imboccato via Cignaroli, una stretta laterale di via Po in quartiere Sacro Cuore alle porte di Padova. Si è trovato davanti una macchina che pareva stesse facendo manovra per invertire la marcia. Il professore ha suonato il clacson per far accelerare la cosa, quando dall'auto è sceso un uomo che gli ha intimato di dargli l'orologio e il portafoglio che conteneva 100 euro. L'orologio non era di nessun valore, ma era tutto ciò che aveva. Il malvivente ha reagito con violenza al magro bottino, colpendo forse con un utensile il parabrezza dell'auto e dandosi alla fuga. Uno scambio di persona per i ladri che puntavano a un orologio di valore o al campionario di un rappresentante orafo, oppure 2 balordi che avevano bisogno di raccattare qualsiasi cosa. Un fatto di cronaca scioccante sul quale indaga la questura. Intanto la Polizia Stradale di Verona, Milano e Bergamo, una collaborazione tra le forze dell'ordine, gli agenti hanno arrestato i 7 presunti componenti di una banda accusata di essere specializzata nel razziare la merce trasportata dai camion e auto articolati durante i periodi di sosta notturni. Le manette nei confronti dei 7 colti in flagranza di reato sono scattate in provincia di Monza dopo il loro ultimo colpo portato a termine a Bergamo. Gli arrestati, tutti provenienti dai comuni della provincia di Bari, erano nell'occhio degli investigatori, in particolare di quelli di Verona, che da diverse notti assieme ai colleghi lombardi avevano predisposto i servizi mirati per intercettare il gruppo criminale che è stato bloccato. Intanto, a proposito di sicurezza, poco più di un mese dal Natale, la Questura di Venezia si è già attivata per mettere in campo le misure di controllo e sicurezza straordinarie tipiche di questo periodo.
Con l'avvicinarsi del Natale e degli eventi di festa in centro storico e terraferma si pensa già alle misure di sicurezza da adottare, che, dichiara il questore Gagliardi, non saranno differenti da quelle adottate lo scorso anno, visto l'eccellente risultato. Le stesse che sono state attuate l'anno scorso, perché il livello che abbiamo raggiunto è il top, è il massimo sui livelli di sicurezza, l'impiego del personale di tutte le forze di polizia e con la partecipazione anche dell'esercito con i loro lagunari sarà al massimo livello, quindi possiamo dire di essere sereni. Nulla di nuovo dunque sul fronte sicurezza per il Natale 2018 e così almeno per ora anche per quanto riguarda l'antiterrorismo. Non ci sono misure particolari perché al momento non abbiamo nessun alert in questo senso, per cui attueremo i soliti servizi ormai collaudatissimi col personale altamente specializzato delle UOPI, della Polizia di Stato e delle SOS dei Carabinieri. Ed ora torniamo a parlare del sequestro di materiale inquinato e di veleni nelle cave di Paese di Noale. Continuano le polemiche, continuano appunto gli attacchi e intanto si attende il risultato dell'inchiesta. Vediamo Paese. A tutela del comune noi non possiamo che attendere le determinazioni finali della magistratura, perché le cose andranno avanti, quindi bocce ferme. L'accordo tra l'altro prevede che se il famoso PAT che comprendeva l'accordo non verrà approvato entro giugno dell'anno prossimo, automaticamente decade, e se le cose si risolvono prima bene, altrimenti decade anche spontaneamente e forse potremmo anche essere contenti. Questa è in sostanza la posizione del comune di Paese che con i fratelli Canziani e la Cosmo Ambiente di Noale aveva sottoscritto un accordo per la riconversione di questa cava di Padernello a sito industriale. Di circa 170.000 metri quadri, l'accordo prevedeva di trasformare parte di questi 170.000 quadri, 80.000 per la precisione, in area industriale. D'altro canto è una zona vocata per diventare area industriale, per sviluppare quella che già esiste alle nostre spalle, alle sue spalle più che alle mie, e sulla quale devono andare edificati circa 30.000 metri quadrati di edificato, di coperto. Tutto subordinato alla bonifica della cava perché, sottolinea Piccolotto, questa seppur in attivo è ancora a tutti gli effetti area di attività estrattiva e per questo non può stoccare alcun tipo di rifiuto. Tant'è, continua il consigliere delegato, è stato per primo il comune di Paese a scoprire e denunciare quanto veniva depositato dentro, materiale che poteva essere riutilizzato e anche la parte contaminata dalla presenza di Eternit. Quello che era buono, che adesso è sotto sequestro anche quello, sono circa 45.000 metri cubi. C'erano i 5.000 cubi, che sono 3 lotti di materie prime, sulla cui superficie erano stati trovati i frammenti di Eternit. Quindi sostanzialmente è una quantità intorno ai 50.000 metri cubi, migliaio più, migliaio meno, insomma poi bisogna avere le misure fatte bene in sostanza. Per gli ambientalisti una bomba ecologica dunque, per il comune materiale che solo la legge potrà definire o meno pericoloso. Per questo, seppur a malincuore, Paese ferma tutto, in attesa delle decisioni dei magistrati. Il nostro maggior desiderio era quello che attraverso le risorse che venivano da questa trasformazione si poteva acquisire parte di quella cava di Castagliola che dovrebbe diventare e diventerà sicuramente, nelle nostre intenzioni che saranno mantenute, un parco dato a disposizione dei cittadini. E poi c'è la Pedemontana, e la Pedemontana che vede slittare l'apertura del primo tratto e tutto questo mentre ieri c'è stato l'incontro con il vertice della Guardia di Finanza, di investigatori sulla inchiesta appalti truccati. Il punto sullo stato dei lavori ieri appunto a Venezia, sentiamo. La Guardia di Finanza viene a prelevare della documentazione riguardante i subappalti della Pedemontana. Leggo dagli atti che ci sono stati inviati che sia noi sia il concessionario siamo parte lesa.
C'è la massima disponibilità nel fornire agli inquirenti la documentazione richiesta volta a far luce sui presunti appalti truccati sui quali indaga la Procura di Gorizia. Il capo della struttura di progetto della Pedemontana Veneta, l'ingegner Elisabetta Pellegrini, l'ha anticipato alla stampa durante l'incontro a Palazzo Balbi, convocato per fare il punto sull'avanzamento dei lavori della più grande e importante opera cantierata in Italia. Il materiale di interesse si riferisce ad atti post 2015, cioè a gare svolte dagli operatori economici del settore. La Regione del Veneto, io rilevo che in questo momento non ha mai fatto per Pedemontana gare per quanto riguarda lavori stradali, se non la principale relativa ovviamente alla concessione per la costruzione e la gestione, e lo stesso concessionario non ha mai fatto gare per assegnare all'esterno l'esecuzione di lavori. Si è limitato fino ad oggi a fare contratti di subappalto entro il 30% come previsto dalla normativa. Un passaggio dovuto nel prosieguo dell'indagine della magistratura goriziana che non inficia l'iter dei lavori. Questi ultimi procedono da cronoprogramma che ha nel 2020 la bandiera a scacchi. L'investimento previsto di 2.258 milioni di euro è già stato speso per il 55% a un ritmo di 30 milioni di euro al mese di produzione lavori. Tutte le procedure di esproprio saranno concluse nel 2019. L'unico punto critico al momento resta l'innesto con la 27 a Spresiano, che sarà realizzato dopo lo spostamento delle stazioni di servizio Piave Est e Piave Ovest, sostituite da Sile Est e Sile Ovest. Posticipata prudenzialmente nel mese di gennaio l'inaugurazione annunciata per il 4 dicembre del tratto della A31 fino a Breganze. Abbiamo dei problemi per il 4 di dicembre perché dobbiamo risolvere alcuni aspetti di carattere informatico per mettere in connessione Pedemontana col resto del sistema autostradale del mondo. Notizia positiva, chiosa la Pellegrini, è quella del dissequestro finalizzato alla messa in sicurezza della Galleria di Malo e che lascia sperare di poter, congiuntamente alla variante di Vallugana, recuperare gran parte dei ritardi accumulati. Adesso la montagna devastata, il primo atto della veste di commissario delegato per l'urgenza, per l'emergenza maltempo, il primo atto del commissario per il governatore Luca Zaia è la firma della sua ordinanza numero 1, con la quale vengono individuati i soggetti attuatori ai quali si intendono affidare i diversi settori di intervento. La prima ordinanza appunto è stata firmata oggi, 12 i tecnici scelti in questa squadra particolare, tra questi Nicola Dell'Acqua, il direttore dell'area tutela dello sviluppo del territorio della Regione, Roberto Dallarmi, direttore del Genio Civile di Belluno, Mauro Roncada, direttore del Genio Civile di Vicenza, Silvano Vernizzi, direttore generale di Veneto Strade e Gabriella Manginelli di ANAS Veneto. 12 dunque i tecnici soggetti attuatori nominati oggi, stamattina, dal governatore e in questo caso commissario Luca Zaia. Tutto questo mentre nel comune simbolo della montagna colpita, Rocca Pietro, la prima stima dei danni parla di 107 milioni, ma sarebbero destinati, a quanto dice il sindaco, ad aumentare nei prossimi giorni. Sentiamo. Mi trovo ad essere sindaco di un disastro vero e proprio. Quando dicevo e continuo a dire che Rocca Pietro è stata l'epicentro, l'occhio del ciclone, il punto più danneggiato, il comune più disastrato, adesso viene confermato dai dati. Sono il sindaco di un disastro. Le parole preoccupate di un primo cittadino che ora vede le cifre nude e crude. Rocca Pietro è simbolo della montagna devastata e non solo visivamente. A poco meno di un mese dal dramma che ha stravolto interi paesi, la primissima stima a Rocca Pietro è di 107 milioni di euro. Primissima stima, già. Escludendo chiaramente tra l'ICI, Enel, rovesciati, telefonia, acquedotti, ma soprattutto anche le zone irraggiungibili, le strade silvopastorali che non si riescono dove non si riescono a quantificare i danni, le stesse malghe nostre non è così facile raggiungere e fare delle stime. La montagna fa i conti con il disastro in questi giorni, arrivano le cifre, 6 milioni a Belluno, 19 a Feltre, ma il numero di Rocca Pietro e quei 107 milioni mette i brividi. Lo aveva già ipotizzato, ma forse il sindaco non poteva credere che potesse aderire così alla realtà. 107 milioni di partenza, ma con la sicurezza che il volume aumenterà. Una voce preoccupata, una voce di aiuto, quella del sindaco, che sembra dire non spegnete i riflettori, qui c'è ancora estremo bisogno di aiuto. Adesso si tratta di lavorare seriamente
per tentare di fare le cose assolutamente primarie. Mi vengono in mente gli argini, mi vengono in mente le briglie, mi vengono in mente le difese spondali, paravalanghe, paraneve e tutto quanto consegue per mettere in sicurezza i villaggi. Ma abbiamo tantissime cose che ancora non abbiamo scoperto e che faranno lievitare i nostri danni, io penso almeno del doppio rispetto alla cifra di 107 milioni che vi ho appena dato. A Mestre ora, dove sembra arrivare alla fine il caso del villaggio Sinti di via Vallinari, la decisione dell'abbattimento delle casette. Ci racconta questa decisione e cosa accadrà in futuro Tommaso Stoppa da Mestre. Tommaso. Sì, buongiorno da Mestre, dove il Comune ha avviato il bando per la demolizione delle prime 5 delle 38 casette del celebre e famigerato campo Sinti di via del Gran Turco a Favaro, Veneto. Un campo che era stato costruito con una spesa di ben 6 milioni di euro e tra polemiche infinite dalla seconda giunta Cacciari, che subito aveva dimostrato di non funzionare, è diventato negli anni ricettacolo di degrado, è una soluzione assolutamente inadatta a quelle famiglie di Sinti. Ora buona parte di queste persone è già stata trasferita in altre case, spesso case comunali, quindi si tratta intanto di abbattere questi primi edifici vuoti, ma dalla giunta comunale hanno indicato l'intenzione di arrivare allo smantellamento completo di tutto il villaggio. Per il momento questa è la notizia, ma ulteriori aggiornamenti sulla vicenda ci saranno nelle prossime edizioni dei nostri telegiornali. Grazie a Tommaso Stoppa. Torniamo alla cronaca. Dal Trevigiano: prima ha piccato un incendio alla casa, poi ha minacciato di togliersi la vita. Paura nella notte a Salgareda, lungo l'argine del Piave, dove un 35enne ha tentato di suicidio dopo aver innescato il rogo. Per spegnere le fiamme altissime è stato necessario l'intervento di 4 squadre dei Vigili del Fuoco a Motta di Livenza, oltre a un'autoscala e un'autobotte da Treviso. Sul posto anche i carabinieri, che alla fine sono riusciti a far desistere l'uomo e a consegnarlo poi ai sanitari. Economia adesso, agricoltura nel prossimo servizio, perché già dal prossimo anno potrebbe esserci lo stop definitivo a nuove aree per la coltivazione del prosecco, quindi lo stop alla espansione che appunto è esplosa in questi anni con il business del prosecco. Sentiamo. Con tutta probabilità il 2019 sarà ricordato come l'anno della fine dell'espansione del prosecco. A confermarlo durante un incontro organizzato dalla CE di Treviso il presidente del consorzio Prosecco DOC, che ha ricordato il percorso stabilito per le ultime concessioni al prodotto boom della viticoltura veneta e italiana. Ci saranno delle altre espansioni per quanto riguarda le aree del Prosecco DOC e fino a quando? Allora, è stato fatto un progetto, sappiamo che il Prosecco DOC ha un provvedimento di blocco degli impianti. L'anno scorso è stato stabilito di fare praticamente un aumento della superficie in 3 bandi diversi di 1200 ettari ciascuno. Il primo è stato fatto, il secondo dovrebbe uscire nei primi mesi del 2019 e il terzo abbiamo stabilito che andremo a verificare se ci saranno ancora le condizioni per mantenere questo progetto. Gli ultimi lotti saranno distribuiti non soltanto in relazione alle quote di vitigno espiantato e alla proprietà di terreni nelle zone DOC, ma anche ad altri parametri che daranno un punteggio, e tra questi la certificazione sulla sostenibilità vitivinicola. Uno dei parametri è quello di avere una certificazione relativamente alla qualità verificata o verso la SQNPI. Questo era nel bando del 2017, lo sarà anche nel bando del 2018. Indicazione forte quindi verso i produttori, perché non vengano più usati fitofarmaci sui terreni e tra le vigne, e il prosecco ma anche altri vini siano sempre più ecocompatibili. Una richiesta che arriva in particolare dai mercati esteri, che coprono gran parte della produzione delle nostre cantine. Non basta più fare buon vino, ormai
quasi tutte le aziende sono capaci di fare un buon prodotto, bisogna dargli del valore aggiunto. Il valore aggiunto è la certificazione e la sostenibilità. Un percorso obbligato per questo settore, stando i numeri di conversione delle aziende trevigiane. Sta aumentando a doppie cifre, quindi c'è un aumento della superficie che è del 60% nella marca trevigiana di superficie, e quindi che ci sono aziende che stanno iniziando questo percorso di entrata nel biologico e iniziano un periodo di conversione che porterà ad avere il prodotto biologico. Tutto prosecco o anche qualcos'altro tipo raboso o cabernet? Tutti i tipi di prodotti, perché i vigneti vengono inseriti tutti come biologico. Pochi istanti di pubblicità, torniamo subito. Rieccoci in studio, in diretta parliamo di turismo e del Centro Internazionale di Studi sull'Economia Turistica dell'Università Ca' Foscari, che da ieri ha nuovi spazi nel campus universitario di Treviso. Il Centro Internazionale di Studi sull'Economia Turistica, il CISET di Ca' Foscari, chiude la sua sede a Doriago di Mira ed approda al campus di Treviso. In questa occasione l'Ateneo, grazie all'intervento di Fondazione Casamarca, rinnova i suoi spazi, aule provviste di dotazioni multimediali e locali riattrezzati e ammodernati per favorire una didattica innovativa e relazionale. Nella nuova sede trevisana gli studenti hanno a disposizione più di 500 metri quadrati fra aule per le lezioni, sala ricerca, segreteria e una sala riunioni. Il campus conta oggi 1450 studenti iscritti ai corsi di laurea, a cui si affiancheranno i 486 iscritti al Master in Economia e Gestione del Turismo del CISET. Treviso è un territorio importante per Ca' Foscari, sul quale insieme a Fondazione Casamarca e all'amministrazione comunale vogliamo continuare a investire, ha detto il rettore di Ca' Foscari, Michele Bugliesi. Abbiamo sviluppato un'intera offerta formativa che è ritagliata sui bisogni e sulla cifra, diciamo, economico-produttiva e sociale di questo territorio, e adesso con l'ultimo anno con due passaggi. Il primo è stato pochi mesi fa l'attivazione del corso di turismo, l'iniezione di contenuti di turismo nel corso di commercio estero, che è diventato commercio estero e turismo, e oggi con l'insediamento del CISET abbiamo concentrato qui una parte importante delle nostre attività su un ambito, quello appunto dell'economia turistica, che vede questo territorio come uno degli elementi, dei luoghi, diciamo, di traino e con grande potenzialità di sviluppo. Un'occasione perché CISET consolidi il proprio ruolo per il territorio nell'ambito della ricerca applicata e nella formazione, sia accademica che professionalizzante per il turismo. È un fulcro nella città di Treviso che si occupa di turismo, una città che sta crescendo in termini turistici in maniera molto importante, che sta crescendo e creando nuovi prodotti turistici legati al territorio, non solo all'enogastronomia, e questo dà speranza per il futuro, soprattutto un impiego a questi tanti giovani che stanno studiando qui in questo campus. A Santa Lucia di Piave adesso, dove dopo il certificato di nascita in lingua veneta consegnata a ogni nuovo nato registrato all'anagrafe comunale, ora il sindaco Riccardo Szumski pensa anche agli sposi. Chi si unirà ai matrimoni in municipio potrà fregiarsi di un certificato ufficiale che porterà la dicitura in lingua veneta Maridadi in Veneto. Si tratterà, precisa il sindaco, di un documento trilingue perché oltre al veneto riporterà la dicitura anche in italiano, sposati in Veneto, e quella inglese, married in Veneto. Il tutto, conferma Szumski, accompagnato dal gonfalone della Serenissima e ovviamente senza costi per l'amministrazione. Da questa curiosità al recupero invece a Padova, meglio a Noventa padovana, di un gioiello architettonico. Sindaco, cosa c'è alle sue spalle? C'è una villa storica di Noventa, come tante altre, ma questa è la più prestigiosa. Tenete conto del fatto che è inserita nello stemma del comune di Noventa. È un po' nascosta a Villa Giovanelli, ma si tratta di un piccolo grande gioiello, edificata a fine 600 e testimonianza di quello splendore commerciale vissuto quando il Piovego rappresentava la principale arteria di collegamento da e per Venezia. La villa è stata ora acquisita da un privato che ne assicurerà anche un uso pubblico. Si aspettano, così come è indicato nell'ascito, nel passaggio di proprietà,
possibilità che ci possa essere un uso come corsi post-universitari o comunque con rilievo rispetto al socio-assistenziale, con corsi di approfondimento, con convegni, conferenze. A quel punto noi poi ci aspettiamo di averne anche un uso pubblico, in particolare per quanto riguarda gli usi civici del Comune di Noventa, per la fruibilità del parco esterno. Ci sono delle preintese per utilizzarlo nei fine settimana da parte di tutti i cittadini gratuitamente. In queste ore è partito un imponente intervento di restauro che durerà dai 15 ai 18 mesi. La villa risale circa al 1600. Gli interventi che sono previsti a livello strutturale sono interventi di miglioramento sismico, ma volti a ripristinare le condizioni di sicurezza iniziali che aveva la villa in origine. Un'opera particolarmente delicata e meticolosa riguarderà il restauro delle decorazioni interne, a partire dal recupero degli affreschi settecenteschi. C'è da dire come premessa che sono opere sostanzialmente a secco, sono delle tempere, per cui si sono degradate molto. Comunque sarà possibile recuperarle con grande attenzione a conservare le parti originali, consolidarle e integrare in maniera scientifica le parti mancanti, cercando ovviamente di non ricostruire mai parti dove non c'è traccia, diciamo, del segno originario. E con questo servizio si chiude la prima edizione del nostro telegiornale. Vi lascio alle previsioni del tempo. Grazie per averci seguito e arrivederci. Ben ritrovati al meteo. Tempo instabile sulle nostre regioni, ma vediamo il dettaglio di sabato 24 novembre. Sul Veneto prevale l'instabilità, con qualche pioggia a carattere sparso, possibile un po' su tutti i settori della nostra regione. Fenomeni in via di attenuazione ed esaurimento col passare delle ore. Entro la serata sarà in genere asciutto ovunque. Temperature minime tra 8 e 12 gradi. Valori massimi compresi invece tra 11 e 15 gradi circa. Diamo ora uno sguardo al Friuli Venezia Giulia. Poche novità, la previsione non cambia di molto, anche sulla nostra regione infatti sarà il maltempo a prevalere, con precipitazioni piuttosto diffuse e localmente anche di moderata o forte intensità. Migliorerà entro la nottata con piogge in attenuazione. Temperature stazionarie con minime tra 9 e 12 gradi. Valori massimi oscillanti invece tra 13 e 15 gradi. Vediamo infine la situazione del Trentino Alto Adige. Anche sulla nostra regione il tempo risulterà perturbato con piogge e locali temporali piuttosto diffusi un po' su tutto il territorio regionale. Rovesci via via più deboli col passare delle ore e in esaurimento entro la nottata. Temperature minime tra 5 e 8 gradi. Massime oscillanti invece tra 10 e 11 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento.